La comunità cattolica di Favara ha abbracciato ieri il suo arciprete Don Mimmo Zambito, che a breve lascerà la città dell'Agnello Pasquale. Il sacerdote cattolicese, infatti, è stato chiamato dall'arcivescovo di Agrigento Monsignor Franco Montenegro a guidare la parrocchia San Gerlando di Lampedusa. Il saluto della città di Favara è avvenuto in una chiesa madre gremita di gente, alla presenza tra gli altri anche delle autorità cittadine. Un'omelia semplice, quella di Don Mimmo, che ha richiamato i presenti al bisogno della paternità divina. In coda alla celebrazione eucaristica, diverse sono state le testimonianze di vicinanza che i fedeli hanno voluto rivolgere al proprio pastore. Per l'occasione, la pittrice Amelia Russello ha donato al sacerdote una tela che raffigura lo stesso Don Mimmo con lo sfondo della chiesa madre. Una missione impegnativa, quella che l'arcivescovo di Agrigento ha affidato al neoparroco di Lampedusa. Don Mimmo lascia quindi un territorio ricco di emergenze e contraddizioni e si prepara alla nuova esperienza lampedusana, che lo vedrà impegnato tra gli ultimi con le migliaia di migranti che, giunti sull'isola agrigentina, sperano in una nuova vita. Il settimo giorno Dio si riposò, il settimo anno Don Mimmo si riposerà? Ma si riposò per abilitare noi, per ricordarci che abbiamo necessità di frenare la potenza. E tutto il messaggio biblico e cristiano è questo, e quindi forse potrebbe essere riposo per la bella comunità che mi aspetta, per il ricordo che porto di Favara e per quello che il Signore disporrà nei suoi giorni, che ci concederà. Molti si chiedevano, ma là dove andrà a abitare Don Mimmo, se c'è una canonica? Sì. Tutti quelli che firmano hanno firmato per la Chiesa Cattolica negli anni, hanno visto anche a Favara la nascita, ad esempio, della Chiesa di San Pietro e Paolo, nascerà la Chiesa dell'Itria, e quindi c'è un servizio di culto e di pastorale che i credenti, anche i cittadini, possono fare tramite l'8 per 1000. Quante chiese ci sono a Lampedusa? C'è una sola parrocchia, la popolazione d'inverno fa 5.000 abitanti e siamo 2 sacerdoti, c'è Don Gerlando Casula, mio carissimo fratello, perché è originario della parrocchia di Agrigento dove io sono stato per 10 anni, quindi mi è di grande conforto il fatto che saremo 2 preti a servire quella comunità. Inizio il ministero intorno alla metà di ottobre, perché Lampedusa farà un pellegrinaggio di ringraziamento al Papa, insomma c'è qualche passaggio intermedio da realizzare insieme con Don Stefano il parroco, io, e vedremo più o meno a metà di ottobre.